Eder. Mech. Pallister. Nella puntata di Quarto Grado del 20 settembre 2024, trasmessa su Rete 4. Il conduttore Gianluigi Nozzi ha avuto il suo bel da fare nel gestire una serata che sembrava più un episodio di una sitcom che un approfondimento giornalistico. Il tema era il caso di Liliana Resinovic, ma i veri protagonisti sono stati Claudio Sterpin e Sebastiano Visintin, che hanno dato vita a uno scambio di battute degno dei migliori duelli verbali. Visintin, con l'energia di un torero in arena, ha attaccato Sterpin con accuse così colorite che avrebbero fatto arrossire anche i personaggi dei cartoni animati. Vergognati! Ha gridato, mentre il pubblico a casa si chiedeva se avesse finalmente trovato il telecomando per cambiare canale o se fosse troppo divertito per farlo. Sterpin, non volendo essere da meno, ha risposto con un lasciaparlare maleducato, che sembrava uscito da un vecchio film in bianco e nero, mancando solo il classico tua madre. Per completare l'opera, Nozzi, nel tentativo di mantenere un minimo di ordine, ha cercato di intervenire con il suo miglior tono da maestro elementare. Ehi, ehi, ehi. No, no, no. Peccato che l'effetto sia stato simile a quello di un bagnino che cerca di fermare un'onda con un fischietto. Il momento clou è stato quando Visintin ha chiesto a Sterpin cosa stesse facendo al cimitero durante la riesumazione, con un tono che avrebbe fatto impallidire persino Hercule Poirot. Cosa è venuto a fare lì? Spiegami, non ti vergogni a fare cucù lì in mezzo? Sembrava di assistere a una puntata de Il Segreto, con tanto di colpo di scena finale. Nel frattempo, i social media si sono scatenati, trasformando la vicenda in un vero e proprio festival del meme. Qualcuno ha commentato, è come Uomini e Donne, ma senza Maria De Filippi a mettere ordine, mentre un altro ha scritto, Seba bestemmia come se stesse giocando a calcetto. Insomma, la puntata si è trasformata in una vera e propria commedia degli equivoci, con Nozzi che ha cercato di tenere le redini di una situazione che sembrava sfuggire di mano a ogni minuto. In definitiva, più che risolvere un mistero, la serata ha regalato momenti di ilarità che difficilmente gli spettatori dimenticheranno. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.